Grazie Andrea della linea, siamo naturalmente sempre nei padiglioni della Fiera di Berlino per l'edizione 2013 di Fruit Logistica. Ritroviamo con piacere l'assessore Marino Finozzi, assessore al turismo e alla promozione della Regione Veneto, e il presidente del MAP, del mercato agroalimentare di Padova. Diamo il benvenuto a Franco Frigo. Ci troviamo nel caffè senza porte, siamo nel mitico caffè Pedrocchi. Insomma, questa edizione di Fruit Logistica quali prospettive ha secondo lei? Intanto si conferma essere una piazza interessantissima, soprattutto per capire come va nei mercati a livello mondiale. La vedo particolarmente significativa anche quest'anno, in particolare vedo molto Nord Africa, che segnala appunto che quella primavera araba probabilmente comincia a dare i suoi frutti, un po' come la caduta del muro di Berlino. Ecco, nessuno guardava all'est europeo perché non pensava che diventasse protagonista in poco tempo. Io credo che anche il tema del Nord Africa debba essere considerato, e quindi l'Italia si ritrova al centro di un sistema di interesse nel campo agricolo che deve essere assolutamente valutato e considerato. È un bene o un male questo? È un bene, perché è inutile, il mondo non è che lo fermiamo noi, quindi dobbiamo esserci nel tragitto che porta verso un mondo sempre più piccolo. Grazie a Franco Frigo, presidente del MAP, che ritroveremo più tardi. Noi continuiamo la nostra passeggiata in compagnia dell'assessore Finozzi. Allora, qui abbiamo anche il sistema dei mercati. Assessore, abbiamo il MAP, qui alla nostra destra abbiamo il mercato di Verona, e non a caso il MAP ma anche il mercato di Verona hanno scelto per il loro stand dei simboli di attrazione turistica, per cui ancora una volta il settore agroalimentare è legato a quello della promozione. Sono legate sia da un punto di vista della promozione, perché quando si parla di Verona, di Padova, di Venezia, ovviamente in qualsiasi luogo al mondo immediatamente si arriva a capire di cosa parliamo. Poi dobbiamo tenere in considerazione che il nostro straordinario sistema turistico ha bisogno di essere alimentato. Nel senso, gli hotel, i campeggi, ogni giorno, soprattutto nella periodo di alta stagione, consumano tantissimi prodotti, e se i prodotti sono quelli dei nostri territori o se sono gestiti dai nostri mercati, questo crea un circuito virtuoso che genera economia. Assessore, abbiamo qualche dato sulla passata stagione turistica 2012 che si è chiusa? Come è andata? Io ho i dati ufficiali fino a novembre. E dicembre non credo ci saranno delle sorprese negative, visto la copiosa neve che ha coperto le nostre montagne. Devo dire che siamo riusciti a mantenere i risultati 2011. 2011 è stato anno record per il nostro turismo, abbiamo portato in regione circa 15 milioni di turisti, e nel 2012 siamo aumentati addirittura di un 0,3%. Ovviamente la parte del leone è fatto di turisti stranieri, oltre il 75% sono turisti stranieri. Assessore, vedo qui una signora che la saluta, e la salutiamo anche noi. Buongiorno, Erminia Perbellini, sì, presidente del mercato. Del mercato di, come si vede, di Verona. Assolutamente sì, abbiamo qui abbiamo Giulietta, abbiamo il balcone alle nostre spalle. Insomma, più mercato di Verona di così non potevamo avere. Cosa ci dice, qual è il suo commento, il suo sentore da questa Fruit Logistica 2013? Ma guardi, è la prima volta che partecipo perché sono presidente da qualche mese. Di sicuro è un settore assolutamente importantissimo per la nostra città, che è la città che produce di più per quello che riguarda l'ortofrutta e non solo riso e vino di tutto il panorama italiano. Quindi per noi è un'occasione assolutamente da non perdere, ed è un'occasione che ci mette in contatto con tanta gente di tutto il mondo a cui noi possiamo vendere, da cui possiamo comprare. Quindi, essendo un mercato, per noi è importantissimo esserci, cioè non potremmo non permetterci di esserci. Grazie Presidente. Assessore, poi Verona si trova proprio geograficamente in un punto strategico. Certo, infatti Verona è diventato l'epicentro di un mercato turistico che sta crescendo sempre di più. Il lago di Garda, le bellezze artistiche e il termine di questo nuovo prodotto turistico che è la Pedemontana si incrociano tutti a Verona. Quindi credo che Verona in futuro avrà un ruolo sempre più importante nella creare
economia attraverso il turismo. Qui si parla dell'alimentazione, di cui siamo assolutamente sì, con l'assessore infatti ne abbiamo appena parlato. Infatti. Se vuole aggiungere qualcosa, assessore. Il 2012 ha dato questa grande conferma del Veneto da un punto di vista turistico. Stiamo cercando di trovare nuovi mercati, questi nuovi mercati li possiamo attrarre verso il nostro territorio solo grazie alle nostre meraviglie che il territorio offre. Allora, Assessore Finozzi, io chiederei un'ultima cosa alla Presidente del Mercato di Verona, ma questa crisi si sente, non si sente, è passata? Ma la crisi sicuramente c'è ed è previsto anche che durerà per tutto il 2013. Quello che noi stiamo cercando di fare è di aggredire nuovi mercati internazionali che ci aiutano a superare la crisi dei consumi interni, cioè a far sì che i nostri prodotti, che sono prodotti tipici, quindi che non si trovano in altri posti del mondo, abbiano la possibilità di diventare un amo, un traino verso quella che è l'economia internazionale. Sappiamo benissimo che ci sono paesi come per esempio l'Olanda che sono dei grandissimi esportatori di prodotti ortofrutticoli, noi che siamo anche produttori vorremmo avere il primato anche in questo senso. Grazie Presidente, noi continuiamo la nostra passeggiata, le auguriamo buon lavoro, grazie. E noi chiediamo all'assessore Finozzi, la Presidente del Mercato di Verona, mi ha dato lo spunto per fargli un'altra domanda, cioè quali sono i paesi verso cui il Veneto deve guardare secondo lei, Assessore? Beh, le percentuali più alte di presenze turistiche le registriamo in quelli che sono i tradizionali paesi BRIC. Siamo aumentati in Cina, siamo aumentati in Russia, siamo aumentati nei paesi sudamericani. Pensa che ormai la Cina è diventato il quinto mercato per quanto riguarda il turismo. Qual è il messaggio che possiamo dare se non quello di fare assaggiare a questi turisti i nostri prodotti genuini, certificati, marchiati, che danno anche a loro l'idea di trovarsi in una terra dove l'attenzione della qualità è uno dei principali punti di riferimento. E sono tantissimi i prodotti a indicazione geografica protetta e a denominazione di origine controllata del nostro territorio. Quindi questo è indice di qualità. Indice di qualità che permette al consumatore di essere sicuro di quello che porta sulla propria tavola, di quello che dà ai propri figli, e questo dà la possibilità ai nostri produttori di farsi sempre di più conoscere e di far crescere le nostre produzioni. Quindi credo che l'abbinamento terra, prodotto e qualità dell'offerta turistica sia un abbinamento forte. Grazie Marino Finozzi, Assessore al Turismo e alla Promozione della Regione Veneto, e adesso la linea torna ad Andrea Marcato che è sempre qui naturalmente nei padiglioni di Fruit Logistica di Berlino. Grazie Assessore.